Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, mercoledì 29 di maggio dell'anno del Signore 2024. Oggi ci sono io in sostituzione del nostro Giulio Cainarca che tornerà domani al suo posto. E allora cominciamo subito perché oggi, come ogni mercoledì, c'è lo spazio dedicato alla revisione del caso Erba. E allora, caro Francesco, buongiorno, buon lavoro anche a te. Possiamo partire con l'intervento, la ringa dell'avvocato Fabio Schembri e poi ci ritroveremo alle 8:20 con la rassegna stampa e le prime pagine dei quotidiani. Se tutto è pronto, vai pure. Avvocato Schembri per Olindo Romano. Sì, io intervengo dopo il professore D'Ascola che mi ha agevolato tantissimo per quanto riguarda i principi, quindi la giurisprudenza di legittimità e anche il concetto di prova nuova. Quindi in questo mio intervento indicherò quali sono, questa mia prima parte di intervento, quali sono le prove nuove e su quali argomenti vanno a incidere. Mi dedicherò poi anche per replicare all'Avvocato Generale dello Stato, il quale si è occupato di Frigerio. Tratterò nello specifico e quindi comparandolo con le vecchie prove, le nuove prove afferenti appunto il riconoscimento del signor Mario Frigerio. Dicevo, il professore D'Ascola faceva riferimento proprio alla sentenza Pisano per quanto riguarda la novità della prova. Cos'è la prova nuova e qual è il concetto di prova che noi andiamo a rappresentare? L'elemento di prova derivante da una fonte di prova e sostanzialmente tramite la fonte si dovrà eventualmente rappresentare quel fatto che noi vogliamo essere accertato. E allora i due profili sono strutturale e teleologico. Il profilo strutturale è strettamente connesso al ragionamento probatorio del giudice e l'inferenza sulle prove quindi del procedimento gnoseologico. Quindi quando anche nelle sentenze e quindi nel giudicato ci sono delle inferenze mancanti che non vengono esternate nella sentenza stessa, nella motivazione della sentenza, perché è la motivazione della sentenza che deve essere valutata per eventualmente, o meglio, apprezzata per valutare la novità della prova. E su questo di questo si occupa la sentenza Pisano, perché insomma poi se ne parla tanto, ma qual è il caso che ha regolato la sentenza Pisano? Il caso riguarda un proscioglimento della Corte d'Appello di Perugia impugnato davanti alla Corte di Cassazione dal procuratore generale e dalle parti civili. Di fatto vi era una prova nuova, una sola prova nuova, la prova d'alibi. Una prova d'alibi il cui tema di indagine era stato già largamente esplorato, lungamente esplorato davanti al giudice della cognizione. E lì, ecco, il segmento di prova mancante, il fatto che in realtà quella mattina il tempo passato in un ufficio del registro fosse stato maggiore, portò da una sentenza d'ergastolo al proscioglimento poi confermato con la sentenza Pisano. Quindi perché parto da questo? Perché noi abbiamo una prova d'alibi, le prove nuove vanno a impattare proprio sulla prova d'alibi e sono nuove perché scientificamente nuove e alcune di queste invece non vennero mai valutate. Allora io direi di partire proprio dall'indicazione delle prove che impattano sulla motivazione che sorregge la sentenza della signora Cherubini. Poi ne parlerò nel merito. Però ci sono tre consulenze che descrivono una dinamica dei fatti completamente diversa rispetto a quella che troverete nella motivazione della sentenza e che rende incompatibili, e questa è l'importanza
di queste 3 prove nuove, incompatibili Olindo e Rosa con la strage di Erba. Perché per fare colpevole Olindo e Rosa, in sentenza troverete che la signora Cherubini, con 8 colpi al cranio, con un colpo alla gola e con la lingua sfondata, riuscì a salire 16 rampe di scale e una lesione al muscolo psoas. Questo, l'oggetto della prova nuova è proprio questo. La signora Cherubini avrebbe fatto 16 rampe di scale per giungere senza perdere pochissimo sangue, raggiunse la mansarda e riuscì a gridare aiuto, aiuto. Questo senza, aggiungerei, sangue nei polmoni non è stato trovato, sangue nello stomaco non è stato trovato. Quindi noi stiamo parlando di un'ipotesi francamente veramente fantascientifica, cioè impossibile che le cose siano andate come descritte nella sentenza. Oggi le 3 consulenze che si offrono vanno a impattare proprio su questo profilo e riscrivono la dinamica, perché non è chiara neanche questa dinamica alle sentenze di condanna. Vedete, l'avvocato generale, il procuratore generale in questo caso, il valente procuratore generale, ha, per quanto riguarda la dinamica della morte della signora Cherubini, ha detto effettivamente, probabilmente c'è stata una perdita di coscienza. E allora quando noi diciamo che c'è una prova nuova, è proprio il procuratore generale a introdurre la novità della prova, perché in sentenza, a proposito di quel procedimento inferenziale, non troverete nulla sulla perdita di coscienza. È un aspetto questo che non è stato assolutamente valutato ed è stato apprezzato dal procuratore generale. Poi noi non siamo d'accordo con il procuratore generale, diciamo, insomma, la perdita di coscienza non è provvisoria, è questo che dice la prova nuova, è questo che dice il professor Priori, il quale professor Priori ha 400 pubblicazioni scientifiche, è di chiara fama, è riconosciuto a livello non nazionale, a livello mondiale. È un neurologo che dice è impossibile che la signora Cherubini con 8 colpi al cranio abbia potuto gridare aiuto, aiuto. Dice è impossibile che la signora Cherubini con il muscolo psoas lesionato abbia potuto salire le scale. Beh, c'era anche il colpo sottoascellare che avrebbe impedito, anzi ha impedito alla signora Cherubini di appoggiare la mano al muro. E questo lo descrive bene il professor Priori. Questa è la novità della prova. Perché poi dobbiamo anche confrontarci con le sentenze. Che cos'è che dicono le sentenze? Dicono le sentenze che quando i soccorritori arrivarono, sostanzialmente la signora Cherubini, cioè sentirono la signora Cherubini gridare aiuto, aiuto. Però quando arrivarono, certamente l'assassino o gli assassini erano già andati via. Altrimenti scrivono a pagina 118 della Corte d'Assise, sentenza della Corte d'Assise di Como, quindi sentenza di primo grado, altrimenti non avrebbero potuto trovare una via di fuga poiché sarebbero stati visti dai soccorritori. Quindi su questo noi ci ritroviamo. Effettivamente quando arrivano i soccorritori dicono loro o sono già andati via, si scrive, oppure sarebbero stati visti. Il problema è, adesso che la nuova prova introduce, è che quando arrivano i soccorritori l'assassino era ancora in casa della signora Cherubini, che avrebbe dovuto sferrare 8 colpi al cranio e il colpo alla gola che ha reciso la lingua, perché la sentirono gridare aiuto, aiuto. E questo è il dato, ed è questa la vecchia prova che si va a saldare con la novità, con il novum costituito dalle 3 consulenze. L'altra prova nuova che va a impattare proprio su questo argomento è la BPA. La BPA, perché sia il dottor Scola, sia il presidente della Corte d'Assise di Como, quindi nella motivazione troverete che non è certo che sulla tenda di casa Cherubini il sangue fosse da schizzo, perché il RIS non fece la BPA. Oggi la BPA è stata fatta, anche se all'epoca lo stesso generale Garofano si alzò, andò al video
guardò la fotografia e disse: no, questo è sangue da schizzo. Quindi che la signora Cherubini, oggi la prova nuova attesta, ulteriore prova che attesta che venne colpita su. E questo è un aspetto che oggi potrebbe addirittura diventare dirimente. Noi poi affronteremo le confessioni, parleremo della tracematica, adesso andrò subito ad affrontare il riconoscimento di Frigerio. Ma se la dinamica della strage è incompatibile con Olindo e Rosa, perché indubbiamente Olindo e Rosa fossero stati loro a commettere la strage, sarebbero stati visti da Bartezzaghi, da Ballabio all'interno della palazzina, anche se i due poi si allontaneranno per un attimo per prendere un estintore, e sarebbero stati visti da coloro i quali erano già nella corte. Quindi sarebbero stati visti scendere le scale, perché abbiamo è uno spazio angusto, un pianerottolo di 1 metro per 1 metro, non riescono a passare 2 persone senza scontrarsi. Quindi è impossibile che non l'abbiano visti lì dentro, l'avrebbero dovuto vedere, è impossibile che uscendo nessuno li abbia visti, e ancora con i tempi non ci siamo, perché ancora loro avrebbero dovuto guadagnare la lavanderia. Quindi entrare in casa, lavarsi, cambiarsi, vestirsi, riuscire con i 2 sacchettoni sulla spalla, così come scrivono le sentenze, con la corte piena, ma nessuno li ha visti. Nessuno li ha visti. Quindi noi abbiamo un'impossibilità oggettiva, perché poi il procuratore generale che cosa vi dice? Quando ha descritto le tracce ematiche che arrivano fino al portoncino, e poi dirà la difesa, e dopo il portoncino non ce ne sono più tracce ematiche. Ma dice c'è un motivo, dice il procuratore generale, perché la corte era ricca d'acqua, piena d'acqua, tant'è vero che agli inquirenti arrivavano fino agli scarponi. No, ma non è così. Avete le fotografie in atti, potrete apprezzare, anzi fatemela vedere, cioè così la guardiamo tutti. No, che non è così, perché insomma se no poi si dice che non è vero. Prima diceva un altro ancora. Vedete? Qui ci sono i vigili del fuoco, alcuni abitanti della corte, siamo alle 21:20, qui è tutto asciutto, casa di Olindo e Rosa è a sinistra, è asciutto, qui riprende meglio, c'è il marciapiede asciutto, tutte le parti asciutte, quindi sono intervenuti subito, non c'è una goccia di sangue, non c'è nulla, non trovano nulla, cioè, erano madidi di sangue, su questo siamo tutti d'accordo. Chi ha compiuto la strage era sporco di sangue, aveva i piedi, le scarpe piene di sangue. Quando, eccoli là, quando intervengono i soccorritori non c'è acqua. Non c'è acqua nel tragitto che porta dalla palazzina del Ghiaccio, dove è avvenuta la strage, fino al portoncino di Olindo e Rosa. Avrebbero visto visivamente il sangue, perché poi si dice che il RIS intervenne il 9 gennaio. Olindo e Rosa sono grandissimi pulitori e hanno ingannato la scienza, perché così scrive la sentenza di primo grado per renderli colpevoli, che loro sono capaci, sono astuti, furbi, intelligenti, in grado di simulare, in grado di conoscere le tecniche dissimulatori per quanto riguarda il luminol, conoscono gli strumenti chimici per pulire il luminol, perché il generale Garofano, che insomma è stato il testimone della difesa, il RIS di Parma, vedete, nessuno critica il RIS di Parma, nessuno critica gli inquirenti. E il RIS di Parma è una prova scientifica formidabile, perché vanno in casa loro, sulla scena del crimine di Olindo e Rosa non trovano nulla. In casa loro, tramite l'aspersione del luminol ovunque, che serve il luminol per rintracciare le tracce lavate, quando si utilizzano eventualmente per lavare dei reagenti, la candeggina o altro, l'appartamento si illumina come un albero di Natale.
Non inganna la scienza la donna delle pulizie che lava. La cronaca giudiziaria è piena di sangue trovato dopo 10-15 anni, dove erano passate a lavare per più tempo agenzie di imprese di pulizia. Carretta dopo 10 anni. E questo dice il generale Garofalo. Non è che dice un qualcosa di neutro, dice se ci fosse stato sangue in quella casa, noi con il Luminor l'avremmo trovato. E non l'hanno trovato. Ora, mi ero fermato alla signora Cherubini, che poi la prova scientifica che va a impattare su questo argomento sarà trattato l'avvocato Morello, e mi ero ripromesso di entrare nel merito per quanto riguarda la prova nuova offerta in ordine a Frigerio. E Frigerio, posso partire da quello che ha detto l'Avvocato Generale dello Stato, che sostiene l'Avvocato Generale dello Stato, su questo siamo d'accordo, che effettivamente le intercettazioni da un punto di vista naturalistico sono una prova nuova. Solo che non sono rilevanti, dice il procuratore, l'Avvocato Generale, non sono rilevanti perché si pongono in continuità con la prova vecchia. E quindi non ci sarebbe nessuna rilevanza. Ora, vedete, si è parlato della sentenza Pisano, quel rapporto di complementarità che deve esserci tra la prova nuova e la prova vecchia, la continuità e quindi la rilevanza della prova nuova e non la mancanza di rilevanza. Perché in quella comparazione che deve essere effettuata, essendo conseguenziali nel percorso di verificazione e falsificazione della prova vecchia, è necessaria la complementarità. Questo dicono le sezioni unite di Pisano. Non che non esiste la rilevanza perché c'è continuità. Quindi ci sono tutta una serie di intercettazioni ambientali che sono a tutti gli effetti delle prove nuove, perché non vennero conosciute in questo caso dal giudice della cognizione. Che cosa traiamo noi da questa prova nuova? Traiamo due cose. La prima è l'amnesia anterograda, perché l'amnesia anterograda è certo che Frigerio fosse in quel momento amnestico, perché lo provano le intercettazioni, le intercettazioni ambientali che il giudice della cognizione non ha conosciuto. Gli esperti, i consulenti partono da questo dato iniziale certo, intercettazioni ambientali nelle quali si può apprezzare, potete ascoltarle, che Frigerio, mentre i primi giorni stava meglio, le sue condizioni peggiorarono. Non ricordava niente. È questo che la prova nuova vi offre. Quindi quando si dice ha riconosciuto, dall'altro lato, che quello che contengono le sentenze, ovvero che Frigerio riconobbe in data 20 dicembre Olindo Romano, che Frigerio ribadì il riconoscimento di Olindo Romano il 26 dicembre, da quello loro partono, non è così. La prova nuova e dimostrativa del fatto potrà dimostrare, come dice il professor D'Ascola, perché naturalmente che cosa? Che Frigerio non riconobbe Olindo Romano il 20 dicembre, che Frigerio non riconobbe Olindo Romano il 26 dicembre. Perché io poi vi dovrò parlare, non è una questione di coraggio, come dice l'Avvocato Generale dello Stato, nella mia seconda parte dell'intervento, della lettera D. Della lettera D dell'articolo 630, che si va a intersecare con la lettera C e che fa parte del vaglio, o meglio, quando si chiedono le revisioni, deve essere valutata l'ammissibilità incidentalmente, delibata. Noi non è che indichiamo reati, noi abbiamo indicato dei fatti gravi, delle omissioni gravi, delle anomalie gravissime che devono essere accertati.
perché non è che dobbiamo fare finta di nulla, è il nostro dovere di difensore, sarebbe molto più comodo anche per noi. Facciamo finta di niente, facciamo finta che quando il luogotenente Gallorini andò in dibattimento e disse che lui il nome di Olindo non lo fece mai a Frigerio e che quindi Frigerio non riconobbe Olindo, come la dobbiamo catalogare l'annotazione di servizio che ha fatto il 20 dicembre, o meglio, non si sa quando l'ha fatta? Poi su questo tornerò. Però in quella annotazione lui scrive che il suo aggressore poteva essere Olindo. Quindi che Frigerio gli aveva detto che il suo aggressore ad averla aggredito poteva essere Olindo. Cioè, è una cosa veramente, francamente incredibile, mai vista, mai accaduta. E allora questo poteva essere Olindo. Dove finisce? Finisce nelle sentenze passate in giudicato, perché voi potrete leggere a pagina 74, 75, 76 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, c'è scritto che il 20 dicembre Frigerio finalmente riconobbe Olindo. Questo c'è scritto. Riconoscimento poi che effettuò anche in data 26 dicembre, poi 27 dicembre, in realtà il 27 dicembre non è stato sentito da nessuno, ma per adesso mi interessa il 20 dicembre. Il 20 dicembre la prova nuova attesta, perché c'è l'intercettazione ambientale, e che addirittura poi non si capisce per quale motivo, però lo stesso Gallorini in dibattimento disse, dopo aver scritto, che il nome non l'aveva fatto. L'ha detto Gallorini. E allora per quale motivo c'è questa annotazione? E allora qui si pone un problema di lettera D, perché fino a quando il sostituto procuratore della generale di Milano, Cuno Tarfusser, non ha fatto la richiesta di revisione indicando quella lettera lì, si diceva che le indagini erano perfette, bravissimi gli inquirenti, gli unici un po' così così era stato il RIS di Parma. Questo si diceva. Oggi si dice che in realtà sono ricche di banali errori, di tantissimi errori, però sono molto banali, errorucci, che in tutte le inchieste, in tutti i processi ci sono. E sinceramente questo concetto che in tutti i processi ci siano questi errori gravissimi non è vero, non è così. Far passare questo concetto che gli inquirenti sbagliano ancora, che sbaglia Fadda, che non sa fare i rilievi, questo vi dice il procuratore generale, che sbaglia Gallorini perché a Erba si usa così, e quindi questo lo dice la Cassazione, che Fadda sbaglia in tutta una serie di operazioni e che tutto sommato qualche parola infelice è volata, che effettivamente un'amnesietta ci sarà stata, ma che volete che sia? E allora, dicevo, l'amnesia anterograda è un dato certo, perché il 26 dicembre, quando vanno i pubblici ministeri a sentire il signor Frigerio, partono dal presupposto che il nome l'abbia già fatto. Partono da questo presupposto e faranno per ben 7 volte loro delle domande involontariamente suggestive. E lì si dà, la sentenza dice che c'è stato un altro riconoscimento. Vedete, oggi la prova nuova invece, cos'è che ci dimostra, o che potrebbe, o che potrà certamente dimostrare? Che anche in quell'occasione Frigerio, siccome aveva la sua malattia, il suo deficit cognitivo dovuto all'amnesia anterograda aveva raggiunto il suo apice, non gli fece il nome di Olindo, si adagiò ai nomi che i pubblici ministeri facevano, per poi dire: io non mi ricordo niente ai pubblici ministeri, ora ricordo, ora io onestamente non l'ho riconosciuto.
Questo dice, io onestamente non l'ho riconosciuto il 26 dicembre. Tant'è vero che i pubblici ministeri metteranno a verbale che il signor Frigerio era in condizioni precarie e giustamente gli dicono verremo a trovarlo quando sta meglio. Questo dicono i pubblici ministeri. E allora il 27 che cosa fanno? Gli stessi pubblici ministeri manderanno lo psichiatra per saggiare la memoria di Frigerio. E lo psichiatra, c'è una prova nuova che attesta che lo psichiatra in data 27 dicembre visita Frigerio e Frigerio non saprà fare delle banali sottrazioni, non sa il giorno, non sa cosa ha mangiato, non sa da quanto è ricoverato. E siamo al 27 dicembre, mentre si dà atto che il 26 dicembre avrebbe riconosciuto Lindo. Ecco l'amnesia anterograda. È dimostrata da questo l'amnesia anterograda, è documentata. Oltretutto, quando si dice il 26 dicembre davanti ai pubblici ministeri avrebbe riconosciuto Lindo, che non sia così. Lo dimostrano sempre le intercettazioni ambientali, sempre prova nuova, dove ai suoi figli, all'avvocato, quindi da un lato un'ora prima avrebbe riconosciuto Olindo, un'ora dopo dice all'avvocato di non ricordarsi niente di quello che era accaduto un'ora prima e dice ai suoi figli che non si ricorda proprio nulla, utilizza un'altra espressione, ma questo è il senso del suo aggressore. Ora, che ci sia un problema su questo riconoscimento, che ci sia da discutere su questo riconoscimento, mi sembra un dato pacifico e oggettivo. E allora quando si dice ma non deriva dall'intossicazione da monossido di carbonio, noi abbiamo l'effetto. Si parte dall'amnesia anterograda che c'è e che viene comprovata dalle intercettazioni ambientali. Poi ci sono i deficit cognitivi. Il problema di Frigerio qual è? Il problema? Il problema è che quando stava male, quando le sue condizioni peggiorarono, a seguito di una sequenza neurologica tardiva dovuta all'intossicazione da monossido di carbonio, la sequenza neurologica tardiva, e dice, ma adesso ora si dice non ha subito intossicazione da monossido di carbonio. Cioè, questa sinceramente no, l'ha subita e come, anche perché lo attesta quello che il procuratore generale ha definito la Bibbia della medicina, che sarebbe Scola. Quindi c'è una TAC, c'è la TAC il 15 dicembre per Frigerio e c'è una celebro lesione. E Scola scrive, evidenziava lesioni compatibili con alterazione su base ipossica in sede corticale frontale destra, perché era stato esposto al monossido di carbonio. Questo scrive Scola. E sarà la stessa parte civile, altro avvocato di parte civile, che nella Costituzione di parte civile riconoscerà che aveva un'intossicazione da monossido di carbonio, tant'è che lo rese invalido al 100%. Con queste cose ci dobbiamo confrontare, che sono divenuti degli scarti per l'Avvocato Generale dello Stato. Ti ha detto, l'ho udito io che il 15 ha detto 2 o 3 volte Olindo. E il resto che cosa ci interessa? La logica dove la mettiamo? Allora vedete, la Corte d'Assise d'Appello di Milano innanzitutto ha utilizzato la logica. Ecco perché ha scritto che non disse Frigerio, c'è un problema che è stato affrontato. È stato già affrontato e risolto. Ora vi dico 2 cose naturalmente, visto che l'Avvocato Generale dello Stato... Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
c'è un problema che è stato affrontato. È stato già affrontato e risolto. Ora vi dico due cose, naturalmente, visto che l'Avvocato Generale dello Stato ha, per la prima volta in un'aula di giustizia, pensate un po', per la prima volta in un'aula di giustizia, perché questo non l'ha mai sostenuto nessuno. Questa è una tesi televisiva. Nemmeno il giudice di primo grado, nemmeno il pubblico ministero di primo grado ha osato dire che Frigerio in data 15 dicembre ha riconosciuto Lindo Romano. Nemmeno il procuratore generale di Milano in corte d'assise d'appello ha osato dire che Frigerio in data 15 dicembre ha riconosciuto Lindo Romano. E allora, qui però ci sono da fare dei chiarimenti, perché il processo di primo grado si è interrotto a seguito di questa alterazione, seppur involontaria, di quel sonoro, di quella traccia, che è una traccia degradata, vi dice l'Avvocato Generale, però si sente la voce sostanzialmente del dottor Pizzotti, come se avesse la voce da donna, però le sue parole si sentono, mentre la voce del signor Frigerio bisogna amplificarla e dice com'è che non si distorce quella del dottor Pizzotti e l'altra sì? Semplice. Questo è un problema, ripeto, che avevamo già affrontato. Hanno affrontato i nostri consulenti, che non sono dei periti elettronici, perché l'ingegner Pisani ha 130 pubblicazioni scientifiche di carattere internazionale. Il professor Grazzi ne ha 50, ma si occupa proprio delle percezioni uditive e ha utilizzato un metodo innovativo dal 2014, quello che vi abbiamo sottoposto e di cui vi parlerà poi l'avvocato Morello, per rintracciare dal parlato degradato determinate parole, per trascrivere molte più frasi. Pensate che cosa è stato recuperato? Che il 26 dicembre, davanti ai pubblici ministeri, Frigerio dice: ma come si fa a dire quel povero? Riferito a Olindo. E nel data 20 dicembre, quando piange, dice anche a Gallorini, che gli faceva per 9 volte il nome di Olindo, le ho messo il dubbio che sia lui, o le ho messo il dubbio che non sia lui. Prima lui dice: penso di sì, il 20 dicembre. Cioè, anzi, dice: ma lei, se avesse visto Lindo Romano, l'avrebbe riconosciuto. Il 20 dicembre lui dice: penso di sì. Frigerio, che avrebbe già riconosciuto il 15 dicembre Olindo, sottoposto a pressanti domande su Olindo Romano da parte del luogotenente Gallorini, non lo riconosce e continua a descrivere il soggetto sconosciuto, olivastro, con determinate... descrive il volto, vedete? Cioè, che cosa dice la scienza? Che, come ha detto il professore D'Ascola, come già indicato il professore D'Ascola, dice che un volto familiare si riconosce immediatamente ed è impossibile passare da un volto sconosciuto a un volto conosciuto. Ora noi siamo al 20 dicembre e dopo reiterate domande del luogotenente Gallorini, Frigerio resterà fermo sull'aggressore sconosciuto, non dirà nulla, così come il 22 dicembre. Il 22 dicembre i figli verranno sentiti. Allora, i figli sono stati con Frigerio il 15, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 21. Gallorini scrive che il 20 avrebbe riconosciuto Lindo e non manda all'autorità giudiziaria, perché quell'atto, quella notazione non arriverà all'autorità giudiziaria, non viene firmata dagli ufficiali. Nessuno avvisa l'autorità giudiziaria, noi questo l'abbiamo provato documentalmente, ce l'avete già in atti, gli atti che sono allegati alla richiesta di revisione. L'atto di Gallorini partirà il 7 gennaio, o meglio si scrive a notazione senza indicarne il contenuto, tant'è vero che nel provvedimento di fermo, quando arresteranno Lindo e Rosa, i pubblici ministeri non indicheranno nessun colloquio del 20 dicembre,
diranno che Olindo venne riconosciuto il 26 dicembre e il 2 gennaio. Punto. Il 20 dicembre non esiste. È una notazione che non viene neppure contestata. Non viene contestata perché non c'è. Non c'è. E allora, dicevo, i suoi figli non sentono a papà che papà ha fatto il nome di Olindo. Loro diranno alla polizia giudiziaria, sentiti il 21 dicembre, diranno alla polizia giudiziaria, erano presenti al colloquio di Gallorini, il figlio era presente, e dirà il giorno dopo alla polizia giudiziaria che suo papà continuava a descrivere quell'aggressore lì, il volto dell'aggressore, e diceva: se gli portate, dice papà, che se gli portate delle foto segnaletiche, magari potrebbe provare. Tant'è vero che poi verrà fatto un identikit. Quindi, che si possa dire ancora oggi che il 15 dicembre, come per magia, in un contesto assolutamente impossibile da contestualizzare quella parola, perché la politica dello scarto avrebbe sentito 2 o 3 volte Olindo, senza sapere, il procuratore generale indicando infatti delle tecniche errate, di essere stata vittima di un miraggio uditivo, quello che è la giurisprudenza di legittimità e la scienza, quello che la Corte d'Assise d'Appello ha già affrontato, perché è un audio alterato. Se l'ha sentito 2 o 3 volte, ha un problema, questo è il problema. Noi lo sappiamo da tempo. I nostri esperti lo sanno, perché l'audio degradato è molto semplice. Quando vi dice facciamo la perizia, l'amplifichiamo, ma che amplifichi? Che cosa amplifichi? Cioè, che lo amplifichiamo? Non si fa così una perizia. Ha seguito, non lo so, un perito elettronico diplomato in elettronica. No, che cosa di audio? Stiamo parlando di audio degradato. Allora, perché si sente meglio la voce di Pizzotti? Pizzotti ovviamente non è un audio degradato, deformato quello di Pizzotti. Il discorso è lì che la peculiarità è che ha le corde vocali recise Frigerio. Quindi se uno pulisce, non è che pulisce il rumore di sottofondo, pulisce il rumore di sottofondo e anche la funzione, diciamo, sonora di Frigerio. Ecco che distorci, non è che dice la Corte d'Assise d'Appello a un certo punto scrive senza analizzare, poteva scrivere una motivazione più estesa, ma se ne era già parlato, così come i nostri consulenti sanno, il problema era già stato risolto. Poi, inutile ricorrere alla logica, vi dico, il 15 inizialmente dice non l'ho mai visto il mio aggressore, questo dice Frigerio al pubblico ministero dottor Pizzotti, e in quella circostanza ci sono 4 persone che nessuno sente, dice l'avvocato generale, ha sentito solo lui, perché diciamo Pizzotti è sordo, vedete queste indagini come la coperta lunga e corta, cioè critichiamo gli inquirenti per la mia tesi, no? Alcuni sono bravi, uno è sordo, l'ispettore non capisce niente, quindi non ha sentito chissà che cosa pensava, i figli gli saranno distratti, l'avvocato Gabrielli pure, ma anche nei giorni successivi, no? Anche nei giorni successivi. Quando si dice che si interpretano la percezione, quando uno estrapola un segmento, salame, letame, la percezione è importante. Che cosa ha detto? Salame o letame? Ci sono delle assonanze. Se io so di ricercare salame, sentirò salame. Se invece altro ricerca letame, sente letame. E questo è. Certo, se siamo davanti a una tavola imbandita, la logica, davanti a una tavola imbandita, ascoltando una conversazione, io la traduco, passami il letame, ci sta di più da un punto di vista logico che sia salame davanti alla tavola imbandita. Uscendo Olindo, ma prima dice mai visto, non lo conosco, non è del posto dopo, poi dice alla fine di tutto ci tiene a far mettere a verbale che
il suo aggressore, anzi la casa di sotto è frequentata da soggetti extracomunitari. Questo ci tiene a far mettere a verbale. Il 15 sera e il 16 mattina l'avvocato Gabrielli, l'avvocato di Frigerio, manda un fax e continua a descrivere un volto di un soggetto sconosciuto, si è ricordato i lineamenti del volto. Ed allora, è pacifico che è tortuoso, questo riconoscimento è stato tortuoso. E allora gli esperti cos'è che dicono? Aveva un'amnesia anterograda. Noi abbiamo documentato le domande suggestive. Frigerio era un soggetto vulnerabile, aveva dei deficit cognitivi perché era un soggetto cerebroleso, questo è l'altro lato, certo, esce dalla data, cerebroleso. Le sue condizioni erano migliori e lui a domande libere, quando le condizioni erano migliori, indicava come suo aggressore un soggetto di etnia araba a lui sconosciuto. E questo è un dato certo, e questo è il ricordo più accurato. E allora, su che cosa si fonda la sentenza, il giudicato su Frigerio? Il giudicato dice che Frigerio, perché qua naturalmente abbiamo premesse, massime d'esperienza e conclusioni. La massima di esperienza che è stata utilizzata per concludere che Frigerio è credibile è questa, che il ricordo di Frigerio migliorò con il tempo. Man mano che i giorni passavano, il ricordo migliorava. Ecco perché giunse ad Olindo. Ed ancora, è credibile, scrive la Suprema Corte di Cassazione Frigerio, perché ha spiegato bene il motivo per il quale ha rimosso il ricordo di Olindo. Questa è la spiegazione che le dà. Allora, qui qual è la fonte di prova? Quando si parla di un testimone, la fonte di prova è la memoria. È la memoria. Perché a seguito di questa si rendono le dichiarazioni. Questa è la fonte di prova che noi vi offriamo. Vi offriamo quello che nessuno sapeva. Il giudice della cognizione non sapeva che Frigerio era un soggetto cerebroleso, non sapeva che aveva un'amnesia anterograda, non sapeva che dagli effetti dell'intossicazione di monossido di carbonio possono scaturire delle sequenze neurologiche tardive. Non sapeva che l'amnesia anterograda, i deficit cognitivi, sottoposto Frigerio a delle domande altamente suggestive che gli esperti hanno indicato per filo e per segno in tutti i giorni di degenza. Non sapeva che possono provocare e innescare una falsa memoria che è stata esibita, prova provata in dibattimento. Perché Frigerio, di tutto quello che avvenne in ospedale, quando le sue condizioni peggiorarono, perché i primi giorni stava meglio, era reattivo, basta ascoltarlo, non c'è bisogno degli esperti, anche se gli esperti sono stati importantissimi. Frigerio, a un certo punto, perde lucidità. Quindi quando la sentenza dice che quando migliorò, allora riconobbe, è l'esatto contrario. Lui peggiorò, non migliorò. Le sue condizioni erano migliori i primi giorni. E quando si dice è credibile perché ha ben spiegato il motivo per il quale ha soppresso il ricordo di Olindo. Quindi si dà per scontato che non lo fece il nome di Olindo, però ha soppresso il ricordo. Perché ha soppresso il ricordo? E quella è un'altra esibizione di falsa memoria. Lui dà questo tipo di giustificazione. Non ci volevo credere e quindi ho trattenuto sostanzialmente il nome di Olindo. Però non ci volevo credere. Io sono andato in tranquillità. Guardate che queste, se voi andrete a leggere le prove nuove, sono le suggestioni. Perché non è vero che Frigerio dirà sempre la stessa cosa.
Frigerio, del motivo per il quale non disse subito Lolindo, Frigerio, del fatto che andò in fiducia perché riconobbe Lolindo. A un certo punto disse: ma che cosa ci fa qui Lolindo? E quindi ecco perché sono andato. È la domanda del pubblico ministero il 26 dicembre, quando sostanzialmente le sue condizioni erano peggiorate e avevano raggiunto l'apice. Il 20 di queste cose, il 15 non aveva proprio parlato, queste considerazioni a sfondo psicologico, sono andato in fiducia, ho pensato che cosa ci fa qui Lolindo, non l'ho detto perché non lo volevo coprire, ma perché non ci volevo pensare. Erano proprio le domande che aveva formulato correttamente, magari il pubblico ministero, le ha fatte sue. E allora, questo è un aspetto, dicevo, quando ha esibito la totale mancanza di ricordi nel periodo sostanzialmente trascorso in ospedale. Cioè, Frigerio in dibattimento non ricordava le visite di Gallorini, non ricordava le visite di Cetti, non ricordava che cosa dissero i figli, che cosa disse ai figli, che cosa fecero i figli, quante visite, non ricordava nulla. E questa, dicono gli esperti, è proprio la manifestazione del deficit cognitivo, della falsa memoria che si era innescata. Nessuno di noi dice che Frigerio, non dicono questi consulenti, aveva un'amnesia anterograda tempo dopo. Nessuno di noi ha detto che l'amnesia anterograda è irreversibile. I consulenti dicono un'altra cosa, glielo potranno chiedere naturalmente se vorranno e se lor signorie dovessero ammettere le prove. I consulenti dicono che Frigerio sviluppò una falsa memoria a seguito dei deficit cognitivi, compresa l'amnesia anterograda e le domande suggestive. È una falsa memoria indistinguibile da una memoria vera. Questo dicono. E dicono pure che è impossibile che un soggetto sconosciuto diventi un volto conosciuto. E dicono pure che il ricordo più accurato è quello quando Frigerio descrisse lo sconosciuto aggressore, mentre il riferimento ad Olindo Romano è dovuto a tutto quello che vi ho detto, a tecniche d'esame scorrette che violano i parametri che ha tracciato la scienza e che hanno innescato una falsa memoria. Era un soggetto inidoneo, Frigerio, a rendere testimonianza. Sull'idoneità, quindi come prova nuova, cioè sulla valutazione dell'idoneità a rendere falsa testimonianza, c'è una sentenza, per esempio, della sezione quinta del 2013, dove sostanzialmente un testimone la cui idoneità era già stata valutata a seguito di metodiche diverse, delle nuove leggi scientifiche, no? Questa, dice la Corte di Cassazione, è una prova nuova, perché si era scoperto che aveva dei problemi di memoria, guarda un po', che è la fonte della prova della testimonianza, la memoria. E su questo si è innescata una revisione nel 2013.
Ed era il 1973 quando niente po' di meno che Kool and the Gang cantavano Jungle Boogie. A me, a dire il vero, viene sempre a fare il monologo il monologo di Pulp Fiction, Ezechiele 25:17, ma non è questo il contesto. O meglio, potrebbe anche esserlo, perché adesso andiamo a dare un'occhiatina alle prime pagine dei giornali, le 8:22 minuti e 37 secondi. Ma prima, ladies and gentlemen, in orario come un Eurostar o Freccia Rossa che dir vogliasi, il Qui Parlamento con Simonetta Matone. Qui Parlamento. Eccolo. Buon pomeriggio a tutti. La strage di Piazza della Loggia è stata un attentato terroristico di matrice neonazista. Noi non abbiamo paura delle parole e le pronunciamo. La bomba scoppiò durante una manifestazione indetta contro il terrorismo neofascista, provocando la morte prima di 8 persone, la nona morì dopo qualche giorno ed il ferimento di altre 102. Indagini, depistaggi, processi porteranno alla condanna dei membri di Ordine Nuovo. È stato uno degli attentati più gravi di quelli che furono definiti sinistramente, nel senso di aggettivo sinistro, è stato uno degli attentati più gravi di quelli che furono definiti gli anni di piombo. È stato, processualmente parlando, estremamente complesso, è una vicenda complicata fatta di condanne, assoluzioni, annullamenti. Uno dei punti certi fu messo dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, che individuò inequivocabilmente l'esplosivo usato, che era gelignite, nel 2015. E l'unico punto certo, al di là di questo dato tecnico, lo dà la Corte di Cassazione, confermando la condanna all'ergastolo di Maggi e Tramonti. Quest'ultimo è stato estradato dal Portogallo, dove si era rifugiato. Un troncone di indagine risulta, l'ho scoperto oggi preparando questo intervento, addirittura tuttora pendente presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, per la presenza certa di un 17enne, perlomeno secondo l'accusa, sul luogo della strage, tanto che questo all'epoca ragazzo è stato rinviato a giudizio l'anno scorso con l'accusa di strage. Fortunatamente, con una direttiva del 22 aprile del 2014, tutti i fascicoli relativi a questa strage non sono più classificati come coperti dal segreto e come tali sono consultabili. Oggi il Presidente della Repubblica ha detto cose estremamente profonde ed estremamente condivisibili che mi onoro di riportare, e cioè che la risposta dello Stato può apparire lenta, può apparire complessa, può apparire talvolta contraddittoria, ma alla fine arriva, perché è fondamentale che in questo iter siano rispettate le garanzie dello Stato di diritto. Perché lo Stato di diritto lo si difende soltanto così, rispettando le regole. Il Presidente ha detto anche un'altra cosa molto importante, ma è secondo me il nucleo centrale del suo discorso, sul quale vi invito a riflettere, e cioè che è errato parlare di stragi di Stato, perché era lo Stato democratico il bersaglio dei terroristi e non lo si può identificare con chi lo Stato democratico lo attacca dall'interno, come nella strage di Piazza della Loggia. Sono fortunatamente, secondo noi, capitoli di storia superabili, attribuibili ad un periodo oscuro, pieno di compromissioni tra gli apparati dello Stato. Ed è lo Stato composto da polizia, carabinieri, guardia di finanza, forze dell'ordine e magistrati che hanno condotto le indagini e hanno raggiunto certezze. Perché anche dinanzi a forze oscure, eversive, antidemocratiche, lo Stato c'è e ci sarà. Grazie, onorevole.
È iscritto a parlare il deputato Pellegrini. Ne ha facoltà. Qui Parlamento. Io sono molto contento del fatto che Simonetta Matone abbia ricordato la strage, l'indegna, orrenda strage neofascista di Brescia, Piazza della Loggia, 28 di maggio del 1974, 50 anni fa. Adesso però, oltre al dovere della memoria che qui amiamo coltivare, oltre il vizio della memoria, perché in questo paese ve lo rimproverano sempre, adesso abbiamo il diritto e rovescio implacabile del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, il meteo, e poi torniamo finalmente con la rassegna dopo i Subsonica con Nuova Ossessione del 2001. I Campi Flegrei sono una vasta zona di origine vulcanica ad ovest di Napoli. Vi si trovano 24 crateri con diffusi fenomeni di bradisismo. Nei giorni scorsi c'è stata una scossa di magnitudo 4,4 che ha fatto fuggire un sacco di gente. Ciò nonostante, le concessioni edilizie continuano ad essere accordate, per cui da una parte lo Stato offre un bonus a chi vuole abbandonare la zona sismica e dall'altra si continuano ad aprire nuovi cantieri. A Baccoli, ad esempio, un comune in piena zona rossa, la popolazione è aumentata da 10.000 abitanti negli anni 70 a quasi 30.000 oggi. Non solo, il comune, nonostante il divieto regionale, ha appena rilasciato autorizzazioni per 350 nuove case. Ma la ciliegina sulla torta è il nuovo stadio del Napoli, che sarà fatto a Bagnoli, in piena zona rossa, senza tener conto che un piano di evacuazione da questa grande struttura è impossibile. Insomma, viviamo in uno strano paese non raccontabile a chi non è italiano. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica in lento aumento sul nostro paese, tuttavia qualche rovescio non mancherà. Temperature in leggera ascesa. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud con presenza solo di qualche nube sparsa, da segnalare dei rovesci su Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio instabilità in aumento soprattutto al nord-ovest e sulle aree interne e appenniniche del centro e del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Oh,
E rieccoci, erano i Subsonica, l'anno di grazia era il 2001 con Nuova Ossessione, signore e signori, ladies and gentlemen, alle ore, che ora è? Le 8:36 e 19 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà con la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Partiamo subito, lanciatissimi, 340-670 9659. Oggi il sottosegretario Morelli per l'Italia da fare non c'è, quindi andiamo dritti fino alle 9:30, poi avremo liberamente il direttore Giovanni Sallusti e poi alle 9:35 l'immenso Carlo Cambi per gli scorretti. Vi ricordo 340-670-9659, commentate le ultime news. Apriamo con l'ANSA. Medio Oriente, attacco Houthi a una nave greca nel Mar Rosso al largo dello Yemen, colpita da 3 missili, ha proseguito il viaggio, non ci sono feriti. Putin avverte la NATO, andate verso la guerra globale, Stoltenberg soffre di demenza. Ancora Samsung stallo sui salari verso il primo sciopero di sempre. E poi per i ragazzi al Parco Verde, Meloni al centro sportivo di Caivano, faremo vincere lo Stato. Tra l'altro sapete che c'è stato questo siparietto, chiamiamolo così, con il presidente della regione Campania De Luca, che aveva definito la premier stronza, e la premier gli ha stretto la mano e gli ha detto: buongiorno presidente, sono quella stronza della Meloni. Lui ha avuto appena il tempo di biascicare buongiorno presidente, che lei gli ha girato le spalle e ha continuato a stringere le mani a tutti. Tra l'altro lo sguardo che lei aveva nel video non prometteva niente di buono. Ecco, io non ci litigherei con Giorgia Meloni. Secondo me quella è capace pure che t'alza le mani. Detto tra noi, presidente, si scherza, però francamente è veramente basso insultare le persone in politica, poi prendersela con una donna, veramente squallido, un po' di rispetto, dai. Allora, la BBC, diamo un'occhiatina anche alla BBC, l'operazione di Israele a Rafah, sapete che i carri armati sono entrati a Rafah, i carri armati di Tel Aviv. L'operazione di Israele a Rafah non supera le linee rosse fissate dagli Stati Uniti, questa è la posizione ufficiale della Casa Bianca. In particolare lo ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca John Kirby, che ha parlato alcune ore dopo che le forze israeliane hanno raggiunto il centro della città e hanno assediato hanno cinto d'assedio una collina strategicamente importante che hanno occupato, scusate, una collina strategicamente importante che si trova a guardia del vicino confine con l'Egitto. Il presidente americano Joe Biden ha detto questo mese che avrebbe limitato l'invio di armi a Israele se avesse deciso di entrare nei centri, nel centro popolato di Rafah, dove centinaia di migliaia di civili si ritiene che al momento si stiano ancora nascondendo e rifugiando. Il portavoce Kirby è stato anche interpellato su un attacco israeliano e un successivo incendio sviluppatosi a seguito dell'attacco israeliano che ha ucciso almeno 45 palestinesi, molti di loro donne, bambini o anziani, in un campo profughi domenica scorsa. Israele ha dichiarato che l'attacco aveva colpito e ucciso 2 importanti funzionari di Hamas e ritiene però che l'incendio potrebbe essere stato innescato da un'esplosione da una vicina polveriera di Hamas. Parlando ai reporter, ai giornalisti, Kirby ha descritto le immagini di questo incendio e del seguito dell'attacco come terrificanti e diciamo così da crepacuore. Non dovrebbe esserci nessuna vittima innocente come risultato di questo conflitto, ha aggiunto. Il Dipartimento di Stato americano ha detto che sta diciamo così, tenendo d'occhio attentamente l'esercito israeliano perché conduca un'investigazione veloce e rigorosa su questo assalto. Adesso andiamo alle prime pagine dei giornali. Di che cosa si parla oggi? Di frociaggine, cioè la parola che ha utilizzato il Santo Padre. Ormai sembra di vivere dentro un cinepanettone. Il Papa che parla così, la Meloni che dice sono quella stronza. Insomma,
Vedete che veramente Boldi e De Sica sono stati profeti. Vi dicevo, il Papa, poi abbiamo Caivano, dove appunto c'è stato il siparietto Meloni-De Luca, la guerra in Ucraina con le minacce putiniane, poi abbiamo la giustizia, perché c'è l'ok del Quirinale alla separazione delle carriere, vedremo più approfonditamente di che cosa si tratta. E poi ho due notizie che sono passate, diciamo così, come poche righe in cronaca, ma vorrei sollevare con voi il tema della legittima difesa. A Reggio Calabria un macellaio si è difeso da un tentativo di furto in casa sua, ha preso a coltellate il ladro che poi è stato lasciato mezzo morto a Messina. Chissà se il ladro ha apprezzato la diretta di Elly Schlein, che evidentemente non ha mai preso il traghetto tra Villa San Giovanni e Messina, se non ieri, quando ha fatto quel video Sacentuzzo, peraltro viaggiando con la nave della Caronte Tourist, gruppo Matacena, cioè di una famiglia che è vicina a Forza Italia, che ha avuto uno dei loro esponenti onorevole di Forza Italia. Quindi, come vedete, la buona Elly ha ben pensato di incentivare una ditta privata che ha idee, o meglio, non la ditta, ma i cui proprietari in parte hanno idee certamente non afferenti a quelle del PD. Avrebbe potuto prendere la nave delle Ferrovie dello Stato e lì avrebbe scoperto quanto non sia facile traghettare nello stretto di Messina. Perché? Perché la nave, intanto quella grossa, non trasporta più le auto, trasporta solo i treni. La zattera viaggia comunque con l'orario fisso e ce n'è una ogni ora per il centro di Messina e una per Tremestieri che ci mette 45 minuti. Quindi se sbagliate nave, altro che in 20 minuti siamo dall'altro lato. Elly, non ne sai niente, hai fatto una mala figura. Senta a me, lasciati servire. Ma poi vi racconteremo anche l'ultima impresa di Elly Schlein, perché è giusto che ve la raccontiamo. E poi Dante, il ministro Valditara, si è lievemente incazzato sulla vicenda di Dante, che è stato proibito, o meglio, le famiglie hanno chiesto che questi due studenti islamici non studiassero Dante a scuola perché offensivo della loro religione, ergo si è pensato di far studiare loro Boccaccio. Quindi vabbè, questo è un paese meraviglioso, ve l'ho detto. Adesso guardiamo le prime pagine dei giornali. Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Il Fatto, il recupero inaugurato con 3 giorni d'anticipo, si apre uno spiraglio per le aree urbane degradate. Caivano si riparte, rinasce il centro Delfini a 5 ettari per lo sport e teatro a 300 metri dal Parco Verde. La Premier Meloni si vendica con De Luca e attacca. Salve, sono quella che ha insultato. Vedete questo arrotondare gli spigoli così cattolico. Non ha detto salve, sono quella che ha insultato, tra virgolette. Ha detto salve, sono quella stronza di Giorgia Meloni. Per cui o la riportiamo o se no non la scriviamo in pagina. Andiamo avanti. La Chiesa calabrese a 10 anni dalla scomunica, ancora no all''ndrangheta, ma non c'è nessun documento ufficiale del Vaticano che commina la scomunica contro l''ndrangheta. C'è stata solo questa sparata del Papa, che però non è diventata più un provvedimento. Ancora l'offensiva, Mosca intensifica gli attacchi prima dell'arrivo a Kiev degli aerei F-16, ancora bombe su Kharkiv, Putin minaccia con gli istruttori NATO in Ucraina, rischio di guerra globale, Medio Oriente, altri raid sulla striscia, tank israeliani a Rafah, ma contro Netanyahu cresce la fronda interna. E poi piccolo piccolo, lo vedete qua in basso, le frasi su gay e seminari, il Papa si scusa, mai inteso offendere. Il Corriere della Sera, il Corriere apre con la guerra a Gaza, nuovo raid e vittime, ma l'esercito ebraico si smentisce, Stato palestinese ufficiale il sì di Spagna, Norvegia e Irlanda, shame on you, vergognatevi. Israele non si ferma, i tank a Rafah, armi per colpire Russia, Macron e Scholz per il via libera, Putin attacca Stoltenberg. Di spalla la Chiesa, c'è spazio per tutti, il Papa chiede scusa dopo le parole sui gay, io non volevo offendere. Caivano, il saluto e le polemiche, Meloni evoca l'insulto scintille con De Luca, dopo 50 anni, Piazza della Loggia, Mattarella e la strage, lo Stato fu tradito. Trump si va verso il giudizio, vedete questa foto con un intenso
Robert De Niro, che è andato a discutere animatamente con un sostenitore di Trump. Trump si va verso il giudizio, l'accusa di De Niro, tiranno, chi se ne frega. Andiamo al Fatto Quotidiano, sommersi e salvati, l'antimafia ne cita 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 del PD e 1 renziano. Impresentabili, lista di 7, ma ne mancano altri 19. I graziati, fidanze C, un po' Colosimo e un po' il regolamento di Morra escludono alcuni reati. Ma Morra non è grillino, amici del Fatto, scusate. Illustrata ieri al presidente Mattarella, riforma Nordio modello P2, oggi il CDM separa le carriere dei magistrati e il CSM. Quindi Giovanni Falcone era piduista e noi non lo sapevamo, incredibile. Anche lui era a favore della separazione delle carriere dei magistrati. Incredibile come si scoprano certi altarini. Stesso trucco usato sul salario minimo, conflitto di interessi e soldi, la destra affossa la PDL Conte con pretesti e urli, niente di meno. Il Giornale, svolta storica, sì del Quirinale, cambia la giustizia, il testo arriva al Consiglio dei Ministri, separazione delle carriere, alta corte per le sanzioni. Di spalla Aragona e Sartini, la Chiesa è aperta, frasi sui gay, il Papa si scusa, posto per tutti. Ma resta il fatto che un gay non può essere un buon prete, secondo lui. E tra l'altro è vietato dalle istruzioni che nel 2016 la Congregazione per il Clero ha emanato, che vieta l'ammissione agli ordini sacri degli omosessuali. Per cui, allora, sono la stronza Meloni, vedete la fotonotizia con il frame del filmato, guardate Giorgia Meloni com'è che guarda De Luca che evidentemente in imbarazzo, a Caivano sono la stronza Meloni, Giorgia gela De Luca. La battuta della Premier, il commento di Filippo Facci, gioco partita incontro, così si batte il ladro a casa sua. Ancora, in vista delle europee, l'arma nelle mani dei PM, l'abuso di custodia cautelare, l'analisi di Augusto Minzolini. Tra l'altro c'è un colpo di scena nella vicenda Totti, perché c'è un testimone a suo discarico. Bologna, i pro Hamas bloccano la stazione, bandiere palestinesi in aula, Tarquinio sciogliere la NATO. Salutiamo l'avvocato Bauer che grazie a questo blocco della ferrovia a Bologna è ancora in viaggio per Lecce, per cui chissà se ce la farà ad arrivare entro oggi pomeriggio. Doveva prendere il treno a mezzanotte da Bologna, fate voi, sono quasi le 9 del mattino. Il Tempo, eccoci qua, il Tempo, rinasce il parco della Camorra, quella stronza che ha ripulito Caivano. Meloni incontra De Luca, risponde al suo insulto, il Premier, così lo Stato può fare la differenza. Don Patriciello, grazie Giorgia, lo vedo e non ci credo. Migranti, parla Piantedosi, il modello Albania piace all'Europa, 14 paesi lavorano con noi. Il ministro dell'Interno, collaborazione virtuosa, espulso un terrorista dell'ISIS, pronto all'azione. Revocata poi la delega all'assessore Lucarelli, sicurezza, Gualtieri si affida all'ex PM Greco. E poi il momento più divertente, il tempo di Osho, vietato fare un festival senza invitare Saviano. C'è Saviano che fa il face palm, si mette la mano davanti alla faccia. O sapevo che dietro al ritorno in Rai c'era l'inculata. Date una medaglia a quest'uomo, però era più bella quella di ieri sul Papa e la frociaggine. La Repubblica verso il voto, Berlino liquida Ursula, il cancelliere Scholz determinato a negare un secondo mandato a von der Leyen perché ha aperto troppo a destra. I 5 Stelle cercano casa a Bruxelles, trattative per un gruppo con i rossobruni tedeschi e gli slovacchi di Fico. Intervista a Glucksmann, la sinistra argine contro i filorussi. Fotonotizia a centropagina, in visita a Caivano, qui siamo in controcampo, vedete ancora meglio lo sguardo di Giorgia Meloni diretto all'imbarazzatissimo De Luca. La vendetta di Meloni, scontro e insulto con De Luca. Ah, è giusto, no? Quindi De Luca le poteva dare della stronza. Lei presentarsi e metterlo e rendergli pan per focaccia, questo no. Interessante questo strano senso, ma poi non sono femministi, no, vabbè. Luigi Manconi interviene, la gaffe sui gay, l'umanità di Francesco.
Va bene, guerra a Gaza, i tank israeliani nel centro di Rafah, Putin attacca Stoltenberg, è un demente. La Stampa, la presidente incontra il governatore che l'aveva insultata in un video, buongiorno, sono la stronza. Meloni a Caivano, scontro con De Luca. No, non rido per la Meloni, rido proprio per cioè, ve lo giuro, è così surreale. C'ho 44 anni e devo raccontare queste cose, ma vi rendete conto? Assalto finale a Rafah, e io volevo fare il giornalista, rendetevi conto. Assalto finale a Rafah, i tank israeliani nel centro della città, 21 morti in un nuovo raid, Gerusalemme nega, Macron Putin, l'Europa trema, l'Eliseo Kiev deve poter colpire le basi russe, lo zar, così la NATO vuole il conflitto globale. Vedete questa fotonotizia a centropagina? Questa è una cosa invece molto grave. Reportage nell'Università occupata di Torino, Ateneo sfregiato, se la causa palestinese diventa pro Hamas, Francesca Paci, e ora ve ne siete accorti? La verità, troppa frociaggine, Francesco si scusa, non volevo offendere, se tocca ai gay il Papa Pop non piace più. Chi osannava Bergoglio per il suo parlare schietto adesso lo mette alla gogna perché sbarra la porta dei seminari agli omosessuali usando un'espressione volgare, ma quello che non piace è il concetto ratzingeriano. Tanti vorrebbero sdoganare i preti arcobaleno. In Spagna e in Germania mosse dei governi per attenuare la condanna della pedofilia. Sì, qualcosa di vomitevole, soprattutto quello che stanno facendo in Spagna. Meloni sistema De Luca, buongiorno, sono la stronza. Ecco qua di nuovo la fotografia che è immortale il momento in cui a De Luca si spezza il cuore, per citare i Simpson. Inchiesta sui vaccini usati per schedare, il garante della privacy apre un'istruttoria dopo la denuncia della Verità, in Puglia obbligano gli studenti tra gli 11 e i 25 anni a dichiarare al momento dell'iscrizione se hanno fatto l'iniezione antipapilloma virus. Cala il gelo, andiamo sul Libero, cala il gelo sul Vaticano, Bergoglio e pregiudizio, la sinistra bastona il pontefice per le frasi sui gay, Francesco alla fine si scusa ma non smentisce nulla, è finito l'amore con i progressisti, parla Monsignor Vincenzo Paglia, ecco perché il seminario resta difficile per gli omosessuali. Vedremo poi questa intervista in cui Monsignor Paglia, con il tono solito di chi tratta con un bambino stupido, ci spiega com'è che stanno le cose. Onestamente ne ho avuto una brutta impressione di questa intervista, poi ve la leggo. Centropagina, il governatore l'aveva insultato in un video, il premier glielo ricorda, sono la stronza, Giorgia Spiana De Luca. Per restare all'Inter vuole 36 milioni per 3 stagioni, la richiesta è impossibile di Lautaro. Poi, vabbè, io non sono pratico di calcio, per cui forza Vibonese. Ancora, guardiamo Italia Oggi, andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi di questa mattina, eccola qua, pensionati, pubblica amministrazione al lavoro, la legge esclude solo gli incarichi di studio, consulenza, dirigenza o direzione, quindi tutti gli altri sono ammessi, la decisione della Corte dei Conti del Lazio. Aiuto all'Ucraina, la Lettonia investirà 20 milioni di euro in un esercito di droni, il servizio di Mercuriali, centropagina, la bellissima intervista di Alessandra Ricciardi al professor Luigi Curini, nelle università italiane discussioni ma non manifestazioni violente. Le università italiane sotto assedio, minacce, risse, occupazioni di collettivi e studenti islamisti, convegni su Israele annullati. Si tratta di minoranze rumorose che hanno risalto sui media. La maggioranza silenziosa anche all'interno del corpo universitario è molto più saggia di quanto normalmente venga dipinta, dice Luigi Curini, politologo, ordinario scienze politiche presso l'Università Statale di Milano e visiting professor della Waseda University di Tokyo. La situazione a scienze politiche alla statale? Gli studenti, dice Curini, stanno affrontando la situazione in modo maturo, c'è ampia discussione, come d'altra parte è giusto che sia. Curini è uno dei motivi, lui lo sa e lo dichiaro pubblicamente, per i quali io, intellettualmente parlando, non m'acciambello e muoio come fanno i cani. Quindi grazie, continua a esistere almeno 150 anni in ottima salute al professor Curini, che è una persona sveglia, capace e soprattutto dice le cose come stanno. Diritto e rovescio, anche qui implacabilmente per iscritto il nostro
direttorone, il direttore Pierluigi Magnaschi. L'Ucraina è stata invasa dalle truppe russe che su mandato di Putin si proponevano di conquistare la capitale Kiev e non solo il Donbass, per poi deporre il governo eletto democraticamente, ammazzare Zelensky, sostituirlo con un loro prestanome come avevano già fatto in Bielorussia. L'operazione non è riuscita perché gli ucraini sono riusciti a respingerla. Da allora, grazie al generoso sostegno occidentale in armi e mezzi, gli ucraini hanno resistito ai russi. Da 6 mesi però gli aiuti sono venuti meno e gli ucraini, a scarso persino di pallottole, hanno perso terreno. Per fortuna, nonostante Trump, i 61 miliardi USA adesso sono stati sbloccati, ma molti altri paesi, tra cui Italia e Germania, non vogliono che gli ucraini, che sono bombardati a tappeto da molti mesi dai russi contro loro obiettivi civili, possano rispondere in territorio russo nemmeno contro obiettivi militari. Il più determinato su questa posizione autolesionista è Salvini. Sarà un caso? A saperlo. Bene, andiamo avanti con la rassegna stampa che ora si è fatta alle 8:57 minuti e 5 secondi ed entriamo allora in medias res, come ci dicevano una volta a scuola quando si usava il bel latino. Diamo anche Brescia Oggi. Non abbiamo il tempo oggi per vedere tutte le pagine dei quotidiani locali, comunque Brescia Oggi, ci piace ricordarlo con molto affetto, il 50° anniversario della strage, Piazza Loggia, cuore d'Italia, libertà, pace e democrazia, sicuramente perché ne abbiamo davvero bisogno. Adesso noi ci facciamo questo giretto tra le pagine dei giornali e direi innanzitutto che possiamo cominciare. Sentite, sta storia della frociaggine francamente ci ha annoiato. La guerra, bene o male, sappiamo come va, ma ne parliamo dopo. Io vorrei parlarvi prima di tutto di questa notizia del macellaio, perché voglio sentire il vostro parere in tema di legittima difesa. Qualcuno dirà al solito, ma è una cosa giustizialista. No, non è una cosa giustizialista. Io penso che la proprietà sia una cosa sacra, per cui non vedo per quale motivo non ci si possa difendere se un ladro ti entra in casa, perché poi da qui parliamo di giustizia, parliamo di tutto il resto. Allora, siamo su Il Giornale, la collega Patricia Tagliaferri, Reggio Calabria, colpo finito in tragedia, macellaio scopre il ladro in casa, lo uccide a coltellate, fermato. Il proprietario dell'abitazione è stato arrestato per omicidio, il corpo abbandonato dai complici davanti all'ospedale. C'è un tentativo di rapina finito in tragedia, messo a segno da un gruppo di catanesi in trasferta a Reggio Calabria, dietro alla morte del 30enne Alfio Stancapiano, abbandonato dai complici nel parcheggio dell'ospedale Morelli dopo essere stato accoltellato dal proprietario della casa dove si erano introdotti. L'uomo, un macellaio di 48 anni residente a Rosario Valanidi, è stato arrestato. Sarebbe stato lui ad uccidere a coltellate il giovane sorpreso nella sua abitazione lunedì mattina mentre tentava di rubare con altri 3 complici. I 4 avevano forzato la serratura di una porta laterale e stavano provando a raggiungere la camera da letto. Nella colluttazione il macellaio ha ferito seriamente anche un secondo rapinatore di 46 anni, che è comunque riuscito a scappare con gli altri 2. Nella fuga i 3 hanno trascinato via anche Stancampiano, ferito gravemente all'addome o forse già morto, lasciandolo poi davanti all'ospedale del capoluogo calabrese prima di raggiungere Villa San Giovanni con la Fiat Punto, con la quale erano arrivati dalla Sicilia. Abbandonata l'auto nei pressi degli imbarcaderi delle navi traghetto, i 3 hanno tentato di raggiungere Catania, ma durante la fuga le condizioni del ferito si sono aggravate, tanto che i rapinatori hanno deciso di lasciare il complice, che aveva un'emorragia in corso, al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina affinché venisse soccorso. L'uomo è stato ricoverato ed è piantonato dalle forze di polizia. Gli altri 2 invece hanno fatto perdere le proprie tracce. Gli inquirenti stanno lavorando a largo spettro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali altre responsabilità. Non è chiaro infatti perché i 4 presunti rapinatori da Catania abbiano scelto proprio Rosario Valanidi, una frazione pre-Aspromontana lontana dal centro cittadino, per introdursi nell'abitazione dell'uomo arrestato. Le indagini, coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e il sostituto Nunzio De Salvo,
Vogliono verificare se la vittima del colpo sia stata scelta su indicazione di qualche complice di quella zona e perché. I rapinatori cercavano qualcosa in particolare? Nel frattempo l'abitazione e l'arma del delitto sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione del RIS di Messina. Altri accertamenti della scientifica sono stati disposti sull'auto con la quale sono scappati i malviventi e su altri reperti sequestrati. Il proprietario della casa, PF di 50 anni, è stato sottoposto a fermo con le ipotesi di reato di omicidio e tentato omicidio. Per ora l'accusa è quella più grave, ma i magistrati potrebbero, dopo aver ricostruito i fatti, potrebbero valutare la legittima difesa. Speriamo nella legittima difesa, perché mi pare che gli estremi ci siano tutti, quindi anche perché 4 contro 1 al mio paese non è regolare. Quindi vedete un po' voi, credo anche al vostro non sia regolare. Allora andiamo a vedere, a questo punto introduciamo il tema della riforma della giustizia. E allora riforma, sempre qui su Il Giornale, riforma sì del Colle, il CSM si sdoppia, togati sorteggiati e nasce l'Alta Corte. Ma noi sono le 9:02, ci fermiamo e ci sentiamo Spiagge di Fiorello 1990 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E allora era il 1990 quando Fiorello cantava Spiagge, che bei tempi davvero, erano appena cominciati
gli anni 90 c'era quella voglia di anni 2000, se mi avessero detto che gli anni 2000 sarebbero stati questi, mamma mia, voi avreste accettato? Non so. Allora, che ora si è fatta? Le 9, 6 minuti e 2 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, 340 670 9659. Vi stavo dicendo, la riforma della giustizia, sì, del Colle, il CSM si sdoppia, togati sorteggiati e nasce l'Alta Corte, disegno di legge oggi al Consiglio dei Ministri, doppia lettura in Parlamento. A doppia firma, scrive su Il Giornale il collega Stefano Zurlo, si scrive disegno di legge Meloni-Nordio, si legge separazione delle carriere. Dopo anni e anni di dibattiti, finalmente ci siamo. Il testo è stato portato ieri sera all'attenzione del Presidente della Repubblica, sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato per le ore 13. Dunque le strade dei PM e quelle dei giudici si separano, e questo per allineare la Costituzione e l'ordinamento al codice di procedura penale di stampo anglosassone introdotto con la riforma dell'88. Punto chiave: la creazione di 2 CSM, 2 circuiti che, almeno nella versione attuale, non entrano mai in contatto. D'altra parte, il processo alla Perry Mason è costruito sulla terzietà del giudice, che è arbitro tra accusa e difesa, le due parti pronte a duellare. Questo in aula perché l'architettura del sistema è pensata in altro modo. Il nostro PM è un po' Perry Mason, ma contemporaneamente viene definito parte imparziale e cerca anche le prove dell'innocenza dell'indagato. Al CSM oggi i PM votano con i rappresentanti dei giudici, quindi possono far pesare il proprio orientamento su nomine e procedimenti disciplinari riguardanti appunto i magistrati che magari hanno bocciato le loro tesi in sentenza. Un intreccio che dovrebbe saltare col cambio di passo. 2 consigli. Scusate un attimo, piccolo. Ah no, ci siamo, tutto a posto. 2 consigli e poi che altro c'è? Oddio, non si... Dunque, composti per 2/3 da togati e per 1/3 da laici. I togati in questa formulazione saranno sorteggiati. Tra l'altro la sezione disciplinare del CSM sparisce e viene introdotto un'alta corte, passaggio importantissimo perché tutto il campo delicatissimo delle sanzioni deontologiche viene portato fuori dal Consiglio Superiore della Magistratura e dunque il Tribunale dei Giudici dovrebbe subire meno eventuali condizionamenti corporativi. I membri dell'Alta Corte verranno designati per 2/3 con sorteggio tra membri di tutte le magistrature. L'ultimo spicchio sarà per metà di nomina parlamentare, per il resto scelto dal Quirinale. Non viene invece toccato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, come invece nei sistemi accusatori. La maggioranza non se l'è sentita di mettere mano a questo capitolo infiammato che avrebbe generato polemiche feroci sulla presunta invasione di campo della destra al potere con Giorgia Meloni. Intendiamoci, le critiche sono già partite e pioveranno come grandine, ma l'esecutiva ha voluto evitare lo scontro totale. Il commento di Luca Palamara: sembra ormai imminente la presentazione del testo sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Come noto, quella della separazione delle carriere è storica battaglia delle Camere Penali dell'Avvocatura, oggi sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, nonostante la forte avversione della magistratura associata e tanti illustri magistrati oramai in pensione. Le ragioni del no sono già state spiegate. Quanto a lui, però, dice: in conclusione, anziché lanciare il ballon d'essai del controllo politico sull'azione del pubblico ministero, ciò di cui il Paese ha bisogno è realizzare compiutamente le condizioni necessarie a garantire la terzietà e imparzialità di chi è chiamato a giudicare, ridisegnando il ruolo dell'accusa e così riportarla su un piano di parità rispetto a quella di difesa. Come non essere d'accordo, diciamo così. Lui ha deciso di cambiare idea perché tra le varie ragioni che vengono addotte da Palamara, dice: quanto alla cultura della giurisdizione, sono sempre più rari i casi in cui il pubblico ministero sia portato a cercare prove favorevoli all'imputato. A parte i casi marginali, quelli cioè che non riguardano le inchieste mediatiche, basterebbe ricordare che per la nota vicenda della maxi tangente Eni Nigeria, conclusasi con l'assoluzione degli imputati, si sta svolgendo a Brescia un processo penale nei confronti del procuratore aggiunto di Milano,
accusato di aver occultato delle prove a favore degli imputati. Ovviamente gli esempi potrebbero continuare e quindi mi pare che anche lo stesso Palamara abbia messo le cose in chiaro. Andiamo a vedere adesso, dopo aver parlato brevemente di giustizia, parliamo anche della guerra. Eccolo qua, siamo sul Corrierone e andiamo a pagina 5, eccolo qua, il Corriere della Sera. Vediamo un po'. Armi alleate per colpire la Russia, sì con limiti di Macron e Scholz. UE divisa, gli USA frenano, Salvini contro Borrell, bombarolo, Putin insulta Stoltenberg. Che cosa dicono i paesi europei? Eccolo qua, a Berlino il cancelliere tedesco Scholz in conferenza stampa col presidente francese Macron spiegava che la priorità più alta è il forte sostegno all'Ucraina e che è necessario portarla a un nuovo livello, dando all'Ucraina accesso a risorse finanziarie aggiuntive affinché possa garantire la propria difesa. Soprattutto Macron ha detto che si dovrebbe permettere a Kiev di neutralizzare i siti militari in Russia da cui vengono lanciati missili, ma non permettere di colpire altri obiettivi in Russia, sia civili o militari. E per Scholz va detto esplicitamente che l'Ucraina ha tutte le possibilità previste dal diritto internazionale per quello che sta facendo. In serata, ora italiana, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha preso le distanze dalle posizioni europee e detto che gli USA non incoraggiano né consentono l'uso di armi da loro fornite per colpire in Russia. Il capo alla diplomazia UE Joseph Borrell, al termine del Consiglio di difesa, ha spiegato che i ministri dei 27 hanno discusso molto della possibilità che le armi fornite a Kiev dai paesi UE siano usate per colpire obiettivi militari in Russia, ma non c'è ancora una posizione unitaria, tuttavia le posizioni sono destinate a cambiare. La decisione spetta a ogni singolo Stato membro, nessuno può costringerli. Il presidente Zelensky ha definito ingiuste le limitazioni perché favoriscono l'avanzata delle forze russe. Borrell ha spiegato che secondo il diritto di guerra è perfettamente possibile e non ci sono controindicazioni nel rispondere a chi ti attacca. Parole che hanno suscitato la reazione del leader della Lega Salvini, che l'ha definito un altro di quei bombaroli, citazione di De André. Tra i paesi UE prevale la cautela, l'Italia è contraria, il ministro degli esteri italiani di Forza Italia ha ricordato che la nostra posizione non prevede l'uso di materiale militare italiano fuori dai confini dell'Ucraina. Francia e Germania hanno già indicato dei caveat, la Svezia ha annunciato la legittimità dell'uso della difesa anche verso obiettivi in territorio russo nel quadro del diritto internazionale. Ieri si è espressa a favore anche la ministra olandese Kajsa Ollongren, finché ciò è nell'interesse dell'autodifesa e il recupero dell'integrità territoriale dell'Ucraina. I Paesi Bassi hanno anche promesso di assemblare rapidamente con i principali partner dell'UE un sistema di difesa aerea Patriot. In attesa che la situazione si sblocchi, Zelensky, che ha invitato il presidente degli USA Biden a non disertare la conferenza di pace di Lucerna, ha intanto ottenuto dal Belgio 977 milioni per aiuti militari per il 24, più 30 jet F-16 nei prossimi 4 anni, che il premier De Croo ha specificato saranno usati in territorio ucraino. Il presidente Putin si è scagliato contro Zelensky, sostenendo che l'unica autorità legittima in Ucraina è il Parlamento. Poi ha avvertito che i rappresentanti dei paesi membri della NATO, in particolare in Europa, dovrebbero essere consapevoli di ciò con cui stanno giocando e ha aggiunto che i paesi con un territorio piccolo e popolazione densa dovrebbero essere particolarmente attenti. Putin è andato anche all'attacco di Stoltenberg. Quando era primo ministro abbiamo discusso di varie questioni e a quei tempi sono sicuro che non soffriva di demenza. Andiamo avanti. Per quanto riguarda, andiamo a vedere la questione della no, io questa è la cosa della stronza, la devo dire, eccola qua. Sono quella stronza. Come sta Meloni De Luca? Il saluto è un caso. La premier Raccaivano inaugura il centro sportivo e risponde agli attacchi del governatore. Siamo sempre sul Corrierone, il Corriere della Sera, glorioso giornale quotidiano italiano.
veramente un grande pezzo di storia d'Italia, mitico Corriere. Allora, il taglio e il nastro e l'attenta regia di Palazzo Chigi ha studiato anche i dettagli. Ci sono i ministri Abodi e Piantedosi, il sottosegretario Mantovano, Vassoi con le pizzelle fritte, la maxi bandiera tricolore, giovani atleti in t-shirt gialla arrivati dalle palestre della provincia per volteggiare davanti alle istituzioni. E c'è la prima ministra del paese che guida il G7 che entra in scena con lo sguardo contratto, la mano protesa verso Enzo De Luca. Sono quella stronza della Meloni. Come sta? Al presidente della Campania si gela il sorriso sulla faccia, eppure gli tocca sedersi in prima fila e ascoltare la leader di Fratelli d'Italia che lo attacca dal palco per averla accusata di essere venuta qui in una terra che ha vissuto l'inferno per una passeggiata elettorale. Senza polemica è la replica di Meloni. Se tutte le volte che la politica passeggia porta questi risultati, continueremo a passeggiare. Si inaugura l'ex famigerato centro sportivo Delfinia del comune alle porte di Napoli, dove lo stupro di gruppo di due cuginette di 11 e 12 anni innescò per decreto la stretta sulle baby gang. Meloni, che vuol dimostrare di aver riportato a Caivano lo Stato e riacceso la speranza, ha orchestrato tutto, nulla lasciato al caso. Prova ne sia che la stretta di mano sfottente e spiazzante a De Luca, filmata anche dal capo ufficio stampa Fabrizio Alfano prima che la cerimonia inizi, viene lanciata sul web solo quando tutto è finito dal sito di Atreyu, animato dall'ala dura dei comunicatori meloniani. Ci si potrebbe chiedere perché la Premier abbia corso il rischio di oscurare l'evento, spostando l'attenzione dei media sulla polemica tra lei e De Luca. E la risposta è che i collaboratori della leader non pensano affatto di averlo oscurato, anzi sono felici che la Premier sia riuscita a renderlo virale, il che in campagna elettorale vuol dire aver centrato l'obiettivo. A fine agosto le terribili storie del Parco Verde sconvolsero gli italiani ed ebbero grande risalto sui media. Parole chiave: violenza, droga, spaccio, camorra, degrado, emergenza sociale. Giorgia Meloni accolse l'appello del parroco Don Maurizio Patriciello a salvare i dannati del Parco Verde e decise di metterci la faccia. Tra l'altro il centro Delfinia ora si chiamerà Centro Pino Daniele, già che ci siamo. Va bene, noi adesso un aggiornamento sui numeri, eccolo qua. Vittoria sconfitta nella corsa per l'Europa, dalla Lega ai 5 Stelle le asticelle dei partiti. Meloni punta al bis del 26%, Salvini al 9%, Tajani tenta il sorpasso. Vedete i numeri, naturalmente queste sono le analisi che vengono pubblicate dal Corriere della Sera, in particolare 26% è ciò a cui mira la dirigenza dei Fratelli d'Italia, in linea con le scorse politiche. La Lega 9% viene ritenuto alla portata, Riccardo Molinari dice sarà come nel 2022. Forza Italia 10%, ambita insieme a Noi Moderati, Tajani può diventare un dato reale. Il PD, la percentuale è il 20% e quindi il PD ritiene di poter toccare addirittura superare quota 20%. E poi il Movimento 5 Stelle, la percentuale è il 15%, sotto questa percentuale i 5 Stelle di Conte non vogliono restare bloccati. Va bene, vi abbiamo ragguagliato anche su questo, che ora è le 9:19, andiamo un pochettino di corsa. Caivano l'abbiamo raccontato, la guerra pure, la giustizia pure, il macellaio pure, adesso Dante e chiudiamo poi con il Papa. Andiamo su iltempo.it. Quale tempo.it? Il Tempo di oggi, pagina 6. Stamattina viaggiamo un po' stiamo facendo la gara con l'orologio, ma vedete che ci teniamo abbastanza sulla linea. Eccolo qua, pagina 6 del Tempo, gli studenti musulmani esentati, conclusa l'ispezione del Ministero alla scuola di Treviso, l'ufficio scolastico avvierà un procedimento. Dante censurato, Valditare, iniziativa estemporanea, Renzi, chi non lo vuole studiare se ne vada, che è detto dall'amico di Mohammed bin Salman, gran principe dell'Arabia Saudita e del Rinascimento saudita, effettivamente ha il suo perché. Sentite un po' qua, si è conclusa l'ispezione relativa alla vicenda della scuola di Treviso, in cui una docente ha deciso di esentare 2 studenti musulmani dallo studio della Divina Commedia di Dante Alighieri. È emersa l'estemporaneità dell'iniziativa della docente,
non concordata né col dirigente scolastico né col consiglio di classe e non coerente con la programmazione che la stessa docente ha presentato relativamente alla sua materia. L'ufficio scolastico provinciale avvierà un apposito procedimento facendo opportune valutazioni su eventuali provvedimenti disciplinari. Si ricorda in ogni caso che non sono ammesse, se non nei casi espressamente previsti dall'ordinamento, deroghe alla programmazione relativa alla propria disciplina, ha dichiarato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Sul punto è intervenuto anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Sono da sempre una persona che lotta e lavora per l'integrazione. Ma quando leggo nel nord-est di una professoressa e di un preside che decidono di vietare Dante nelle scuole perché turba la sensibilità di allievi non cristiani, dico qui stiamo impazzendo. In Italia non si rinuncia a Dante perché rinunciare vuol dire rinunciare a se stessi. Chi non vuole studiare Dante Alighieri fa bene ad andare in un altro paese. Ma non era lui presidente del Consiglio quando hanno coperto le statue per non offendere la sensibilità altrui? Non mi ricordo più. Per poi spiegare che qui Dante si studia perché vuol dire studiare le nostre radici, di conseguenza per me la parola d'ordine deve essere il rispetto della legge e legalità, che non vuol dire rifiutare la cultura, dialogo e integrazione, ma vuol dire mettere paletti. Penso che sia stata importante anche la reazione vista alle scene dell'Università di Torino, ha concluso. A proposito, Piantedosi a pagina 10, a pagina 7 Il Tempo, è stato interpellato ovviamente dal quotidiano romano, che tra l'altro tra pochi giorni festeggerà i suoi primi 80 anni o i secondi 40 se preferite, quindi auguri anche ai colleghi del Tempo. Ecco, Piantedosi ha parlato con il quotidiano della Capitale e ha detto: l'Albania è un paese ufficialmente candidato all'adesione all'Unione Europea, partner affidabile dell'Italia e dell'Europa. Il protocollo Italia-Albania in tema di immigrazione è considerato un esempio di collaborazione virtuosa che ha suscitato interesse nelle cancellerie europee. Dimostrazione ne è la lettera a firma mia e di altri 14 ministri all'interno dell'UE, appartenenti a governi di ispirazioni politiche anche diverse, dove si fa espressamente riferimento al protocollo. La collega tedesca Nancy Faeser ha dichiarato in un'intervista di guardare con interesse al modello innovativo proposto dall'Italia. L'accordo tra Italia e Albania è un modello unico nel suo genere che consente di sviluppare una collaborazione operativa per la gestione dei flussi migratori via mare con un paese terzo sicuro, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Dichiarazioni, quelle del titolare del Viminale, che certificano, se mai ce ne fosse stato bisogno, la bontà dell'operazione siglata tra il governo guidato da Giorgia Meloni e quella albanese di Edi Rama. Insomma, è un percorso nuovo, una rotta decisamente efficace, quella tracciata dal Presidente del Consiglio italiano per quanto concerne la questione dei flussi migratori, tanto da meritare un apprezzamento trasversale all'interno dell'UE, come dimostrano le parole di un esponente peraltro del Partito Socialdemocratico tedesco, come appunto la Faeser. Questo vi dovevo. Andiamo a vedere invece sulla Stampa, e così diamo anche un'occhiatina alla questione medio orientale. Alle 9:24 minuti e 13 secondi ce l'eravamo appuntato e adesso ci andiamo. Eccolo qua. Che pagina è? Dov'è? Pagina 8, eccola qui. Ecco. Torino, l'Ateneo sfregiato, qui sulla Stampa, viaggio a Palazzo Nuovo, storico edificio dell'università, dove l'operazione pro-Palestina è sfociata in atti vandalici scritte sui muri, vetri e porte, la preoccupazione fra i docenti, faremo la conta dei danni. L'intifada all'università non si risparmia su nulla, scrive il collega Ludovico Poletto. Con le contestazioni, certo, la provocazione, i comunicati. Basta? Assolutamente no. Hanno scritto sui muri, sui vetri, sulle porte dei bagni, dipinto un secondo murale dove, dopo quello inneggiante la Palestina libera creato mesi fa proprio nell'Androne. Hanno usato parole che nulla hanno a che vedere con la pace, con la tolleranza, la fratellanza universale. L'unico soldato buono è il soldato morto, hanno vergato con spray nero in un angolo. Questa è la storia di un viaggio all'interno di Palazzo Nuovo, storico edificio delle facoltà umanistiche di Torino, che da quasi 3 settimane un gruppo di studenti che hanno abbracciato la causa palestinese occupano 24 ore su 24.
L'intifada universitaria, in parte replicata anche al Politecnico, non è soltanto lotta, è anche scritta sui muri e danni a cui un giorno qualcuno vi dovrà porre rimedio. Allora vale la pena di partire dallo sfogo di un docente che, commentando i danni seguiti all'occupazione di novembre, disse: per fortuna non hanno danneggiato le attrezzature. In certe aule ci sono strumentazioni che valgono migliaia e migliaia di euro. E adesso com'è? Lo verificheremo poi quando tutto questo sarà terminato. Oggi, 2 settimane dopo il blocco delle lezioni, a oltre 60.000 studenti costretti a tornare allo studio online, il viaggio tra queste mura è un obbligo e regala immagini che nulla hanno a che vedere con la protesta, una passeggiata breve perché chi non è un occupante lì dentro è un nemico. E le foto che mostriamo in questa pagina sono soltanto una piccola testimonianza di quel che è accaduto. Nei bagni, nei corridoi, sulle scale che conducono al primo piano, dove è stato realizzato un grande morale, un combattente con la bandiera palestinese in mano, Free Palestine. Basta? No. Bagni al primo piano, la carrellata delle ragioni di rabbia è ampia. La Palestina fa da sfondo, forse. Fuoca i CPR, una cerchiata dell'anarchia tracciata con spray rosso su un uscio, Safe libero, the only good nation is imagination. Questa è soltanto maleducazione e vandalismo, sussurrano gli altri esclusi, quelli che vorrebbero tornare a studiare. È un mix di tante cose oggi il Palazzo delle Facoltà Umanistiche di Torino, ma quel che salta agli occhi sono i danni. Per dire, a novembre, durante le iniziative per denunciare le molestie in Ateneo, vennero rovesciate latte e latte di vernice colorata nei gabinetti. Se indurite, ha bloccato gli scarichi. Quando le lezioni sono riprese, hanno dovuto intervenire gli operai. I ceneforum la sera sono un dettaglio, arriva gente da fuori, ma sono pochi. Molti più quando ci sono le feste ad alto tasso alcolico. Impedirle? Impossibile. La sola cosa vietata, entrando lì dentro, è parlare di attività accademica. Se l'università non ritira i bandi di collaborazione con Israele, da qui non ce ne andiamo. Ma una mediazione? Queste sono le nostre condizioni. Per intanto la sera si fa festa. Una decina di giorni fa è intervenuto il DJ Cosmo. Musica e slogan urlati al microfono Free Palestine. Chi c'era racconta di almeno 500 persone presenti, di drink venduti, ma non mi ricordo a che prezzo, di una spaghettata finale. Cucinata dove? E poi un aspetto politico più violento, strisciante, 3 immagini per capirlo. Porta del bagno al primo piano, un Kalashnikov disegnato e la scritta "ci serve spazio". Corridoio dell'ingresso, su un pilastro hanno scritto in blu "Macelleria Mussolini specialità insaccati appesi". L'ultimo scatto accanto all'ascensore, Meloni fascista, fine. Per fortuna c'è chi prova a fare ironia, con pennarelli rossi hanno scritto nei bagni "il governo spende milioni in armi", qui manca pure la carta igienica. C'è un errore di comunicazione in tutto questo, il palazzo è occupato, quelli della manutenzione non entrano. Andrebbe portata da casa. Ma che cosa aspettano a sgomberarla, a mandare la polizia e a dargli 4 manganellate in testa a questi qui? Cioè, voi vi rendete conto? Questa è Teppa che fa le feste, si imbriaca, fa il cacchio che gli pare e intanto 60.000 figli e figlie di mamma devono fare lezione attraverso l'online. Perché? Perché una cinquantina di esaltati hanno deciso che non si fa e stanno devastando un bene pubblico. Questa è l'Italia, signori, questa è l'Italia. Va bene, chiudiamo con il Papa perché ogni spirito le vangloria, dicono dalle mie parti. Sono le 9:29 minuti e 25 secondi. Chiudiamo con Monsignor Paglia che col tono di chi sta spiegando al bambino stupido come stanno le cose ci dice che per quanto riguarda l'omosessuale, un omosessuale che non ha rapporti omosessuali, siamo qua sul Libero, può fare il sacerdote o no? E se no perché? L'esperienza ci dice che esistono e sono esistiti ottimi sacerdoti con orientamento omosessuale, ma del tutto fedeli nell'esercizio della continenza e nel rispetto della castità che il celibato richiede, magari più di altri che pur sono eterosessuali. Vi piace la gnagna, porcelloni? Questo lo sto dicendo io, non l'ha detto Monsignor Paglia. Andiamo avanti. Il problema è anzitutto questo: la via del sacerdozio non sia una fuga, un riparo che permetta solo un'apparente soluzione al problema, è una forma di vita socialmente accettabile e riconosciuta. Ovviamente questa non è la radice di una vera vocazione, occorre operare un attento discernimento in proposito.
Di fronte a questo Papa siamo tutti spiazzati, a volte sembra un campione di progressismo, altre volte un conservatore. Qual è la verità? È un esercizio sterile, inutile quello di tentare di collocare il Papa a destra o sinistra, sopra o sotto, schierarlo ora coi conservatori, ora coi progressisti. Lui invece è quello che alla telefonata alla Zanzara si complimentava col finto Renzi. La lampada che illumina i passi di Francesco è il Vangelo, è la persona di Gesù Cristo. E allora non contano le ideologie, conta la singola persona, la relazione, il discernimento su quale sia la strada migliore nella storia, nella carne di una persona. Non è relativismo, semplicemente l'incontro di Gesù con la vita concreta. Se bevi troppo, la Chiesa ti dice di smettere. Se a causa del tuo essere astemio fai il moralista, allora meglio bersi un bicchiere di vino. Va bene, con questo chiudiamo qua, che è meglio. E adesso liberamente del nostro direttore Alessandro Sallusti. Noi torniamo con gli scorretti di Carlo Cambi. A tra poco.